Ben ritrovati dalla redazione, ennesima lite a Trieste dopo le due risse di domenica nel pomeriggio di ieri. Alcuni giovani hanno litigato fino a venire alle mani e a spintonarsi tanto da rendere necessario l'intervento della polizia. È successo intorno alle 17:45 in piazza Goldoni. Alcuni ragazzi in parte di nazionalità kosovara e in parte italiani sono stati identificati dalla polizia. Come trapelato da alcune testimonianze, il gruppo sarebbe stato piuttosto numeroso all'inizio e alcuni giovani si sarebbero dileguati in varie direzioni prima dell'arrivo della polizia. Nessuna denuncia e nessun intervento da parte del 118. In Friuli Venezia Giulia il 5,66% delle persone che accede al pronto soccorso lo abbandona prima della visita medica o in corso di accertamenti contro la media nazionale del 6,29%. È uno dei dati che emerge dalla terza indagine nazionale sullo stato di attuazione delle reti tempo dipendenti della Genas presentata ieri. L'indagine è condotta nel 2023 analizzando il risultato del monitoraggio rispetto all'anno 2022. 29 nuove progettualità sono state finanziate attraverso i fondi Interreg Italia-Slovenia mediante il bando Progetti Standard. Gli ambiti premiati con la contribuzione vanno dall'innovazione tecnologica nelle procedure ferroviarie di attraversamento del confine fra Italia e Slovenia agli approcci avanzati e sostenibili per la prevenzione dell'erosione del suolo fino agli interventi di controllo, mitigazione e gestione del granchio blu con un approccio transfrontaliero. A darne notizie è stata l'assessore alle finanze di Friuli Venezia Giulia Barbara Zilli, che non più tardi dello scorso giovedì aveva portato il saluto della Giunta al Comitato di Sorveglianza del programma Interreg Italia-Slovenia riunito a Cividale del Friuli. Tutti i progetti in graduatoria, spiegato nel dettaglio Zilli, sono di alto valore e danno risposte ad esigenze specifiche a un territorio che esprime opportunità nuove e stimolanti alla luce della collaborazione virtuosa tra la regione e la Slovenia. Partiti i lavori per la realizzazione del viale monumentale del Porto Vecchio Trieste lungo 1,2 km. Ieri mattina la presenza del sindaco Roberto Di Piazza, degli assessori Everest Bertoli, Elisa Lodi, Michele Babuder sono stati consegnati i lavori del viale che, come ha affermato Di Piazza, costituisce un vero e proprio asse culturale che valorizza la monumentalità dell'archeologia industriale del porto, si caratterizza per il fatto di collegare visivamente importanti monumenti di Trieste, il Castello di San Giusto e il Palazzo delle Generali da un lato, dall'altro il Faro della Vittoria. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche: al mattino cielo da poco nuvoloso a variabile, dal pomeriggio cielo coperto con piogge sparse, in serata piogge da moderate ad abbondanti sulla zona montana e in genere sulle zone occidentali, deboli o moderate sulle altre zone, quota neve sui 1200-1400 metri circa, graduale rialzo in serata, specie sulle prealpi, fino a 1400-1700 metri circa. Temperature minime in pianura fra 3 e 6 gradi, sulla costa fra 6 e 9 gradi, le massime fra 12 e 15 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione. Grazie per averci seguito. A più tardi.